Il coprifuoco alle 22 chiaramente toglie qualunque tipo di prospettiva al mondo della notte, al mondo delle discoteche. Limite delle 22 che stride con l'attività dei locali notturni, per questo alzare l'orario a mezzanotte permetterebbe quantomeno la sopravvivenza di questo tipo di locali e consentirebbe anche, sottolinea il titolare della storica discoteca Patavina, un maggiore controllo e sicurezza di chi ne fruisce. Ci sarà il proliferare di abusivismo, di ritrovi nelle case, nelle ville di campagna, piuttosto che negli hotel. Cioè, voglio dire, il territorio è abbastanza ampio e variegato, per cui di sicuro c'è la possibilità di individuare dei luoghi dove ritrovarsi senza rispettare questo tipo di leggi. L'accelerazione nel verso delle riaperture graduali, con tanto di date e scadenze, fornita negli ultimi giorni, non anticipa nulla però sul fronte discoteche, al punto che, estate alle porte, si pensa ad una rivisitazione dell'offerta. Stiamo valutando l'ipotesi di metterci in moto intanto, visti gli spazi molto ampi come ristorante, pizzeria, bar, cioè quindi fare un'attività, quella che era un'attività diciamo accessoria al nostro mestiere, farla diventare principale, però sicuramente non adesso, non con le 22.